Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sindaci, cittadini, sindacati e pendolari in piazza a Paola per rivendicare il diritto alla mobilità. Frane sulla statale 107 e l'interruzione sulla tratta ferroviaria rendono difficili gli spostamenti. I disagi sono quotidiani. Agguato a Gallico nel Reggino, uccisa l'amante del boss Lo Giudice. L'uomo è rimasto lievemente ferito. La polizia non esclude nessuna ipotesi. È stato condannato all'ergastolo Sergio Carrozzino, l'uomo accusato di aver ucciso Silvana Rodriguez, la donna che venne strangolata e poi bruciata a Belvedere nel dicembre 2015. Arretrato diminuito del 20%, nonostante la cronica carenza d'organico, le commissioni tributarie calabresi funzionano, non mancano però le ombre. Il leader della Lega in Calabria per ringraziare gli elettori e lanciare una nuova sfida a conquistare il governo della regione. Il PD ha fallito, ha detto Dalla Mezzia, servono lavoro e sicurezza per i calabresi. Dopo l'attribuzione di un altro seggio a Fratelli d'Italia e la conseguente uscita della Tripodi, Forza Italia si rivolge alla Procura per una presunta trascrizione errata dei verbali. Servirà un Crotone da Champions League per affrontare la Roma. Zenga dice ai suoi state sereni. Il presidente del Rende chiede alla regione di agire per il nuovo stadio. Il Cosenza attende il Lecce. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque l'apertura del nostro telegiornale, la lotta congiunta ai cittadini e amministratori che questa mattina in una manifestazione a Paola hanno rivendicato il diritto alla mobilità. Dopo il dissequestro della Galleria Santo Marco si chiedono tempi certi a Rete Ferroviaria Italiana per la messa in sicurezza della tratta ferrata. Sentiamo. C'è il silenzio che non ti aspetti in Piazza del Popolo a Paola perché quando il problema è vero, l'isolamento sentito, vissuto sulla pelle, l'intento è capire come risolverlo. Riaprire la tratta ferroviaria tra Cosenza e la città del Tirreno è priorità per i pendolari, lavoratori e studenti. Sono quest'ultimi ad alzare la voce, a chiedere che venga garantito il diritto allo studio. Gli studenti devono vedere il diritto allo studio salvaguardato e bloccare quella che è la viabilità a livello regionale è una cosa vergognosa. 3 mesi fa l'incidente nella Galleria Santo Marco, il sindacato è duro e denuncia l'abbandono della tratta. Le ferrovie nella nostra zona hanno completamente abbandonato la tratta, al di là del discorso del carro soccorso, ma fondamentalmente la ferrovia ha a Paola costruito una stazione utilizzando probabilmente anche fondi pubblici, completamente abbandonata. E così è fatto sulla linea. In piazza ci sono i sindaci del territorio dall'area urbana di Cosenza, i comuni del Tirreno cosentino. Primo intervento, un tavolo con la regione. Speriamo di fare immediatamente un incontro con l'assessore regionale ai trasporti e di pianificare altri tipi di interventi. Nel frattempo abbiamo parlato con l'ANAS, anche la 107 dovrebbe avere un'accelerata, adesso bisogna ripartire. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, è diretto, Ferrovie dice non ha interesse ad investire, non basta la protesta, è necessaria la proposta. Sulla Calabria, sulle nostre infrastrutture, perché ci considereranno sempre una regione e un paese, diciamo, dove non conviene investire. Ci sarà un discorso di competenze, quindi è giusto ribellarsi, ma è giusto soprattutto ed è necessario lavorare per creare queste condizioni di sviluppo. Da ieri la Galleria Santo Marco è stata dissequestrata dalla Procura di Paola, ora si attende il piano di messa in sicurezza da Rete Ferroviaria Italiana a cui stamattina sono stati dettati i tempi. Vorremmo che nel giro di 15-20 giorni si sapesse quali interventi la ferrovia farà nella Galleria Santo Marco per la messa in sicurezza, anche perché con l'approssimarsi della stagione estiva e della festa patronale, che è una festa, diciamo, della Calabria, la popolazione si raddoppierà e i disagi aumenteranno. La cronaca adesso, agguato a Gallico nel Reggino, uccisa l'amante del boss Lo Giudice, l'uomo è rimasto lievemente ferito e la polizia non esclude alcuna ipotesi sull'agguato. È un episodio estremamente grave perché una donna è stata uccisa ed è estremamente grave per gli effetti che potrebbe avere.
Ancora il quartiere di Gallico, periferia nord di Reggio Calabria, teatro di un atroce delitto. Ieri sera, a poca distanza dai luoghi che vedete in queste immagini, nei pressi del torrente Gallico, un agguato ha causato la morte di Fortunata Fortugno, 48 anni, e il ferimento non grave del 53enne Demetrio Lo Giudice, esponente di spicco dell'omonimo clan di 'Ndrangheta. I due, legati da una relazione sentimentale, si erano appartati in macchina quando un killer è entrato in azione aprendo il fuoco. Fortunata Fortugno è stata raggiunta alla testa, la sua situazione è apparsa subito disperata. Lo Giudice non si è perso d'animo e, ingranando la marcia, è riuscito ad allontanarsi dal luogo e a scappare in direzione del pronto soccorso degli ospedali riuniti, nel tentativo di salvare la donna. Ma Fortunata Fortugno è giunta cadavere all'ingresso della struttura ospedaliera. Lo Giudice ha riportato ferite lievi, guaribili in poco tempo. Sono stati momenti di tensione all'ospedale, da dove è poi scattato l'allarme. Immediato l'intervento della Polizia di Stato, uomini della squadra mobile, delle volanti e della scientifica hanno circoscritto la zona dove è avvenuto l'omicidio. Ipotesi se ne fanno tante, indagini a 360 gradi, ma quella della pista passionale sembra essere l'ipotesi più considerata. Molto comunque dipenderà anche dalle dichiarazioni che farà Demetrio Lo Giudice. Certamente un'altra brutta pagina di cronaca che insanguina ancora di più la già dolente città di Reggio. Torniamo sull'omicidio di Silvana Rodriguez, la donna strangolata e poi bruciata nel 2015 a Belvedere Marittimo. La Corte d'Assise di Cosenza ha condannato all'ergastolo Sergio Carrozzino, l'uomo accusato dell'efferato delitto. Sergio Carrozzino è stato condannato all'ergastolo, l'uomo accusato dell'efferato delitto di Silvana Rodriguez, la 33enne uccisa e bruciata a Belvedere Marittimo nel dicembre del 2015, era in aula quando, dopo 4 ore di Camera di Consiglio, in Corte d'Assise a Cosenza è stata data lettura della sentenza. Carrozzino dovrà anche risarcire le parti civili, ossia la famiglia della vittima, il centro Roberta Lanzino e il comune di Belvedere. Silvana Rodriguez fu assassinata il 12 dicembre del 2015. Quella sera venne avvicinata dal suo aguzzino all'uscita di un supermercato. Le immagini delle telecamere mostrano gli ultimi istanti di vita della 33enne. Dopo l'allarme lanciato dal marito, che non vedendola rientrare a casa si era rivolto ai carabinieri, furono avviate le ricerche. Alla fine venne ritrovata l'auto nei pressi del cimitero cittadino, all'interno il corpo carbonizzato della donna. Sergio Carrozzino, ex meccanico 46enne, proprio nel 2015 da pochi mesi aveva terminato di scontare 15 anni di carcere per l'assassinio del fratello del cognato della 33enne, ucciso nel 2002 quando la donna viveva ancora in Brasile. Secondo gli inquirenti, l'assassinio di Silvana Rodriguez sarebbe avvenuto all'esterno della sua macchina, poi l'omicida avrebbe trascinato il cadavere all'interno dell'abitacolo prima di appiccare il fuoco. A segnalare i resti umani in un'auto furono i vigili del fuoco. Il movente dell'omicidio sarebbe passionale. Adesso Carrozzino è stato condannato al carcere a vita con l'accusa di omicidio commesso per futili motivi con l'aggravante dell'efferatezza e occultamento di cadavere. La sentenza prevede anche 1 anno di isolamento diurno. Una storia che arriva da Corigliano. Era uscito in barca con 2 amici, ma il natante, a causa delle avverse condizioni del tempo, si è ribaltato e l'uomo è morto. Nicola Gallo, di 55 anni, un avvocato di Corigliano Calabro, ha tentato invano insieme ad altri 2 amici di raggiungere la spiaggia, ma colto da malore non ci è riuscito. I 2 amici, accortisi che il 55enne non si muoveva più, l'hanno comunque portato a riva e hanno chiamato il 118. A nulla è valso l'intervento dei medici, che non sono riusciti a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Guardia Costiera. Inaugurato a Catanzaro l'anno giudiziario tributario, nonostante la carenza d'organico, la giustizia tributario calabrese funziona, diminuito l'arretrato del 20%, ci sono positività ma anche ombre, aumentano infatti le sopravvenienze, che significa che c'è ancora un rapporto irrisolto tra il cittadino e il fisco. Sentiamo. Ci sono luci e ombre nel sistema giudiziario tributario calabrese, lo ha sottolineato il presidente della commissione regionale, nonché procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo, a Catanzaro nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario. Le luci sono che la giustizia tributaria calabrese funziona, ha emesso un numero elevatissimo di sentenze, ha diminuito l'arretrato in modo estremamente significativo, dell'ordine del 20%, quindi i giudici tributari calabresi hanno lavorato e hanno lavorato tanto. Il problema invece è
altro, e cioè quello di un aumento delle sopravvenienze, aumento importante delle sopravvenienze, che significa che c'è ancora un rapporto irrisolto fra il cittadino ed il fisco. Nell'aula udienza del Palazzo di Giustizia Salvatore Blasco, alla presenza di autorità civili e militari, Spagnuolo ha poi sottolineato come la giustizia tributaria rilevi l'indice della crisi economica. Il cittadino va davanti al giudice tributario anche per cause di modesto importo, tende a rinviare il pagamento dell'obbligazione tributaria e nel fare questo evidentemente non riflette sul fatto che la evasione fiscale finisce per danneggiare lo Stato e quindi anche lo stesso cittadino. Cosenza è la provincia con il contenzioso più importante, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. Un lavoro enorme quello svolto dalle commissioni tributarie nonostante la cronica carenza di organico. La giustizia tributaria si alimenta in base alla magistratura onoraria, i concorsi sono a rilento, noi abbiamo indici di scoperture in alcuni organi come la giustizia tributaria regionale che arrivano quasi all'80%, ma nonostante questo si lavora e si produce. La politica adesso, il leader della Lega Matteo Salvini in Calabria per ringraziare gli elettori che lo hanno votato attribuendogli il seggio in Senato. Salvini da Lamezia ha parlato di lavoro, immigrazione, di questioni nazionali e poi ha rivelato il prossimo obiettivo. Sentiamo. Come cambia la politica e come cambiano gli scenari? Qualche anno fa queste immagini in Calabria sarebbero sembrate fantascienza, così come le elezioni degli esponenti della Lega votati proprio nella terra che sembrava essere anni luce lontana dagli ideali e dai programmi dell'ex partito di Bossi. Evidentemente le due posizioni si sono avvicinate e di molto. Matteo Salvini è stato eletto senatore proprio in Calabria e i risultati della Lega sono stati sorprendenti anche per lo stesso leader. E vedrò di meritarmi tutta questa fiducia, partendo dal lavoro, mentre gli altri parlano di problemi che non esistono. La Calabria e l'Italia intera hanno bisogno di lavoro, di concretezza, di sicurezza, quindi sono emozionato, sono orgoglioso, ma vedrò di meritarmi questa fiducia e di ripagarla fino in fondo. È un risultato che si aspettava? Così bello no, e quindi mi riempie di gioia e anche di responsabilità. E ci sono dei dati sul lavoro che vedono, ahimè, i giovani calabresi fra gli ultimi in Europa e fra i primi costretti a scappare, quindi qua bisogna lavorare, parlare poco e fare tanto. Il consenso ottenuto e l'agonia del PD confortano Salvini, che parla ai calabresi toccando i punti sensibili della regione e di alcune aree specifiche come Rosarno, poi lancia la prossima sfida: conquistare la regione. Lavoro e immigrazione sono assolutamente collegati, non si possono avere migliaia di disperati pronti a essere sfruttati e schiavizzati. Primo perché non è morale, non è civile, non è giusto, secondo perché il lavoro merita dignità, terzo perché i giovani calabresi hanno diritto di poter stare qua a lavorare senza dover scappare, quindi un'immigrazione controllata, positiva e qualificata significa più lavoro anche per i calabresi. Il PD ha fatto troppi disastri, ha riempito di troppe promesse e di troppe parole Regione Calabria, quindi il prossimo obiettivo è governare la Regione Calabria partendo dalla sanità, partendo dalle infrastrutture. Gli aeroporti invece che chiudere devono aprire, perché una terra può essere la più bella del mondo, ma se ci arrivi difficilmente in macchina, in treno o in aereo non fai business, e quindi ci prepariamo a governare anche Regione Calabria da qui a un anno. Dopo l'attribuzione di un altro seggio a Fratelli d'Italia e la conseguente uscita della Tripodi, Forza Italia si rivolge alla Procura per una presunta trascrizione errata dei verbali. Intanto Giacomo Mancini riunisce i suoi a Cosenza e disegna il percorso per la ricostruzione del centrosinistra. Orso Marsu sale a Roma, mentre Forza Italia si rivolge in procura per aver perso il seggio della Tripodi. I berlusconiani non riescono a darsi pace per aver perso di colpo 3.500 voti nel riconteggio delle schede. I vertici del partito di Berlusconi temono si tratti di un errore nella trascrizione dei verbali. Come si dice in questi casi, ognuno tira l'acqua al suo mulino e c'entrano poco le alleanze e i buoni rapporti esistenti tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. La
scelta di far ricorso alla procura, Orso Marso non l'ha presa bene, definisce un miracolo anticipato il posto che Maria Tripodi aveva sottratto a Fratelli d'Italia. Se Orso Marso ha risolto ottenendo il seggio a cui ambiva, Fulvia Caligiuri, altra candidata in bilico tra Roma e la Calabria, spera che a Forza Italia venga assegnata la postazione oggi occupata da Matteo Salvini della Lega. Anche qui riconteggio in corso, tutto questo a 12 giorni dalle operazioni di voto. Obiettivamente un po' troppo, ma il Rosatellum è sistema elettorale assai complesso. Intanto Giacomo Mancini andrà ad occupare il posto in Consiglio regionale occupato fino a ieri da Fausto Orso Marso. Mancini, appresa la notizia, ha riunito i suoi in un cinema cittadino con tanto di presenze storiche della sinistra cosentina per spiegare, sgombrando il campo da possibili equivoci, che a Palazzo Campanella sarà seduto tra i banchi della maggioranza, anche se deve l'approdo a Reggio al centrodestra. Le cose cambiano in fretta e in politica poi mai dire mai. Occorre costruire un rapporto nuovo con le cittadine e i cittadini che ci possa consentire di affrontare una rivincita in tempi rapidi. Con la presenza in Consiglio regionale ci sarà un riferimento politico istituzionale maggiore. Per parte mia mi impegnerò al massimo per rappresentare tutti quei calabresi che chiedono una buona amministrazione e un cambiamento profondo della nostra terra. Intanto soddisfazione è stata espressa per il risultato elettorale di Fratelli d'Italia. Bovalino, l'analisi del voto. Soddisfazione per i risultati elettorali del 4 marzo scorso. Fratelli d'Italia ha fatto il punto della situazione complessiva, ma anche del riscontro che il partito ha avuto nel comprensorio della Locride. In questo territorio del resto il partito della Meloni ha avuto un buon numero di consensi, effetto forse dell'azione di proselitismo avviata nei mesi che hanno preceduto il voto. In molti comuni infatti sono sorti gruppi politici che hanno sottoscritto l'adesione a Fratelli d'Italia, registrati anche passaggi di soggetti che erano iscritti o comunque vicini a Forza Italia. Il gruppo di Bovalino, che vede nella consigliera comunale Sandra Polimeno, già consigliera provinciale a Reggio Calabria, un punto di riferimento, ha discusso il post voto e la sintesi del giudizio positivo è stata fatta in una partecipata conferenza stampa. Un risultato che sicuramente vede Fratelli d'Italia come l'unico partito, credo, in forte crescita. È passato dall'1,9% delle ultime politiche del 2013 al 4,4%. Un risultato che ovviamente ci gratifica moltissimo, un risultato che tra l'altro vede anche aumentare la pattuglia parlamentare che passa da 5 parlamentari a 50 parlamentari, quindi del 500%, per cui credo che sia un risultato assolutamente fondamentale. La Calabria rende omaggio a Momo Tripodi, storico leader comunista, tanta gente, funerali celebrati a Polistena, vediamo. Un tripudio di bandiere rosse per omaggiare l'ex senatore Momo Tripodi, storico leader comunista polistenese, sindaco per 30 anni della cittadina e parlamentare per 5 legislature, punto di riferimento della sinistra calabrese per le tante battaglie compiute per il territorio della piana di Gioia Tauro. Tante le persone venute per dare l'ultimo saluto al bracciante che si elevò al leader politico di una Calabria assetata da riscatto e giustizia sociale. Tanta la commozione negli occhi della sua gente. La cittadina si è fermata per 2 ore. A ricordarlo anche il sindaco Michele Tripodi, emozionato, ha tenuto un discorso vibrante, rotto dalla commozione in alcuni passaggi davanti ad una piazza altrettanto commossa, intenta a sbandierare le vecchie bandiere del PC e a intonare le canzoni storiche del comunismo italiano, da Bella Ciao a Bandiera Rossa. Nei momenti più appassionanti, il primo cittadino ha ricordato che Momo è stato il sindaco di tutti, sindaco servitore degli umili e del popolo. Ha trasformato Polistena, ha ricordato ancora,
ancora da paese a cittadina aperta e ricca di cultura, facendola diventare punto di riferimento della Piana e della Calabria che vuole riscattarsi dai suoi problemi. Un commosso Peppino Lavorato, ex sindaco di Rosarno e compagno di Mommo Tripodi in tantissime battaglie, lo ha ricordato come un combattente, fiero di 1000 battaglie sociali e politiche, vessillo di libertà, di lotte e di legalità, esempio di una politica bella ed impegnata accanto a chi è sofferente. Adriana Toman, attrice e regista teatrale, ha presentato il volume Trilogia Gioachimita che racchiude i testi di 3 rappresentazioni teatrali dedicate alla vita dell'abate Gioachino da Fiore. Vediamo. Trilogia Gioachimita è il titolo dell'opera prima di Adriana Toman, presentata alla libreria Feltrinelli di Cosenza, che racchiude i testi di 3 rappresentazioni teatrali dedicate ad altrettanti momenti salienti della vita dell'abate Gioachino da Fiore. La prima parla del periodo in cui lui è andato in Terra Santa, ed è un'occasione per mettere a confronto le 3 religioni monoteiste del Mediterraneo proprio fuori dalle mura di Gerusalemme, infatti si chiama Davanti alle mura di Gerusalemme, ed è un riproporre problematiche che a distanza di 850 anni non sono ancora risolte. E questo è anche lo spettacolo che noi faremo il 23 di marzo a Rendano. Poi c'è un'altra opera che è invece dedicata all'incontro tra Gioachino da Fiore, Riccardo Cuor di Leone e Filippo II Augusto di Francia, quando loro a Messina erano in attesa di imbarcarsi per la Terra Santa. Gioachino è stato interrogato sull'Apocalisse, sull'Anticristo e ha colto anche l'occasione per fare delle profezie, ma soprattutto ha dato delle grandi lezioni di vita. E la terza opera invece si intitola La Confessione, che abbiamo già messo in scena nel 2014, e che è l'incontro tra Costanza d'Altavilla e Gioachino da Fiore, l'occasione in cui lei ha chiesto di essere confessata. È un'opera importante perché mette nelle condizioni di avvicinare un grande pubblico, un pubblico vasto al pensiero di Gioachino da Fiore, perché uno dei limiti anche della produzione scientifica è quella che si rivolge a un pubblico di specialisti, di addetti ai lavori, quindi accanto alla ricerca scientifica che riguarda la pubblicazione delle opere di Gioachino deve esserci anche una diffusione. Deve esserci una modalità di valorizzazione del pensiero di Gioachino da Fiore attraverso vari strumenti. Le 3 sceneggiature hanno un denominatore comune, la presenza femminile in tutte e 3 le opere, che interagisce con la figura possente, carismatica e ammaliante di Gioachino da Fiore. Il libro dunque diventa anche uno spaccato di storia, sottolineando con forza il ruolo e la posizione sociale della donna all'epoca in cui si sono svolti i fatti. Bella iniziativa del Crotone Calcio che donerà computer e videoproiettore all'Associazione Italiana Dislessici della città, che tra giovedì e venerdì scorsi aveva subito il furto della strumentazione che si trovava nella sede dei laboratori a Isola Caporizzuto. Crotone che sarà impegnato domani contro la Roma, una sfida impossibile, non secondo Walter Zenga, che dice dobbiamo giocare con la massima serenità. Poi parliamo di calcio di Serie C con il Rende, che pensa sia alla Juve Stabia ma anche al proprio stadio e striglia la regione, e poi le altre squadre calabresi con Regina Catanzaro e il Cosenza, che giocherà lunedì sera alle 20 contro la capolista Lecce. Vediamo. Giocare con semplicità e serenità anche con la Roma. Walter Zenga vuole un Crotone concentrato su se stesso e non sulla forza dell'avversario. Un buon consiglio per i suoi e una bella iniezione di fiducia per la piazza, pronta ad accogliere allo Scida la terza forza del campionato. Il Crotone deve domenica giocare la partita in maniera semplice, con grande serenità, e deve porre attenzione a quelle che sono le qualità del Crotone, le proprie qualità, rispettare la squadra avversaria e quella parola che si chiama timore reverenziale sparire dalla mente dei giocatori. Fanno la conta degli assenti Lucarelli e Maurizi alla vigilia di Catania Regina, linee mediane falcidiate da squalifiche e infortuni e tante incognite in una gara dal risultato assolutamente non scontato. Gli Amaranto si affideranno ancora una volta alla coppia Bianchimano-Tulissi. Cercheremo di fare la nostra partita, e purtroppo ci alleniamo per poter proporre un tipo di calcio e poi delle volte non ci riusciamo. E questo è il mio grande rammarico, perché comunque ci alleniamo tanto, ci alleniamo anche di qualità, poi in campo spesso abbiamo dei blackout per cui non riusciamo a riproporre quello che facciamo in allenamento.
trasferta insidiosa anche per il Catanzaro che affronterà ad Andria l'ennesimo esame della stagione. Pancaro ha messo in guardia tutti sulle difficoltà che la squadra incontrerà prima di trovare un'identità precisa, la salvezza l'obiettivo primario da raggiungere. In questo momento i punti iniziano a pesare e quindi sarà una partita molto sentita da tutte e due le parti, però noi insomma in questo momento dobbiamo sicuramente, come hai detto tu, fare qualcosa in più, perché se è vero che col Trapani abbiamo fatto una buonissima prestazione, è anche vero che non abbiamo portato a casa niente. Se non abbiamo portato a casa niente vuol dire che abbiamo commesso degli errori e quindi bisogna partire da quella predisposizione lì, da quell'approccio lì, da quella voglia lì di fare la partita, però poi bisogna ridurre al minimo gli errori. C'è la gara con la Juve Stabia tra poche ore al Marco Lorentzon, ma è proprio lo stadio a rubare la scena ai calciatori del Rende. Il presidente Coscarella torna sul progetto per la costruzione del nuovo impianto e bacchetta la regione, rea di non aver dato seguito alle promesse a pochi giorni da una scadenza importante che, se non rispettata, causerebbe danni enormi al proseguo dell'esperienza dei biancorossi nel calcio professionistico. Lunedì sera, il clou della giornata, il Lecce scenderà in campo a Cosenza e con il quadro già chiaro farà di tutto per mantenere o migliorare il vantaggio sulle inseguitrici. Di fronte i lupi di Braglia, squalificato, guidati da Roberto Chiuzzi, in una sfida che vale tantissimo per la classifica e per il morale di un gruppo chiamato a giocarsi le proprie chance in un finale di torneo appassionante. Le note positive è lo spirito che questo gruppo che il mister vuole che la gara non si lascia mai nelle mani dell'avversario. E questo è un qualcosa che questa squadra sta dimostrando, ma soprattutto lo dimostra, cioè poi come ce ne accorgiamo, oltre dal lato campo, fattore tecnico, ma noi ce ne accorgiamo anche dallo spirito dei nostri tifosi, perché comunque anche di voi addetti ai lavori, quando analizzate le gare, quando il tifoso analizza la gara e apprezza la gara, vuol dire che nota una predisposizione della squadra comunque a non lasciare mai il pallino del gioco all'avversario e cercare sempre di imporre il proprio gioco. Vediamo adesso il meteo per le prossime ore con gli esperti di meteoincalabria.it. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Il fine settimana sarà caratterizzato da locale instabilità per il transito di una perturbazione atlantica. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nuvolosità irregolare con piovaschi anche a carattere di rovescio sulle aree tirreniche. Possibili deboli nevicate sulle vette di Pollino e Sila, poco nuvoloso invece sulla fascia ionica. Da segnalare venti a tratti anche forti da Ponente e Libeccio, su catena costiera piana di Sibari, Sila, istmo di Catanzaro, versanti orientali delle Serre, temperature in lieve calo. Passiamo ora alle mappe di mari e venti. Domani agitato il Tirreno, molto mosso lo Ionio, venti moderati o a tratti anche forti da quadranti occidentali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buon weekend. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.